12 minuti a mezzanotte. Anche quest'anno a Venezia sarà un capodanno al bacio. In piazza San Marco, ma anche in piazza Ferretto a Mestre, allo scoccare della mezzanotte, il 2011 sarà infatti salutato con un contemporaneo, corale, coreografico bacio simultaneo da parte dei partecipanti alla grande festa organizzata dal Comune di Venezia e dal suo braccio operativo, la Venezia Marketing ed Eventi. Una festa che anche questa volta quindi si svolgerà in contemporanea a Venezia e a Mestre. In concreto noi realizziamo a piazza Ferretto e a piazza San Marco due spettacoli molto diversi peraltro tra loro, con un target più giovane, forse più moderno dal punto di vista musicale a Mestre, e una realizzazione più garbata anche dal punto di vista strutturale, più sobria a Venezia e piazza San Marco. Una festa in cui non mancheranno ovviamente gli ingredienti tipici di ogni capodanno: spettacolo, musica, brindisi, fuochi d'artificio e tanta allegria. Un'allegria che non è mancata negli ultimi anni nemmeno quando in piazza San Marco nel 2008 è scesa la neve, né tantomeno lo scorso anno quando invece è arrivata l'acqua alta, ma che vuole essere volutamente un po' più soft, ricordando e rispettando la bellezza ed insieme la fragilità della città, ben riassunta dalla sua piazza più famosa. Nessun megapalco quindi in piazza San Marco, ma solo un'elegante cassa armonica, una struttura a forma di giostra luminosa tipica delle feste patronali del Sud, che vuole essere anche un simbolo e un omaggio per il 150° dell'Unità d'Italia, ed eliminazione dei brindisi a colpi di bottiglie di vetro che poi finiscono invariabilmente in frantumi, grazie allo sponsor Canella che offrirà ad ogni coppia una bottiglietta in alluminio, materiale leggero e infrangibile, dell'ormai immancabile Bellini. Il senso è quello di garantire alla nostra città un numero significativo di presenze, ma appunto nell'ottica della sostenibilità degli eventi. Questo sia per quanto riguarda piazza San Marco, in primis, luogo splendido, fragilissimo e delicatissimo, ma anche piazza Ferretto a Mestre, che è l'altro luogo dove questo Capodanno viene organizzato e in cui si articola insomma la presenza dell'iniziativa messa in atto. Allo scoccare della mezzanotte il nuovo anno sarà salutato non solo dai baci e dai brindisi dei presenti, ma anche con i tradizionali fuochi d'artificio in piazza San Marco e con un non meno affascinante spettacolo con effetti illuminati in piazza Ferretto. Tra le novità di Love 2011 la partecipazione alla Kermesse di Radio Italia, una partnership che si ripeterà in tutti i grandi appuntamenti organizzati il prossimo anno da Venezia Marketing ed Eventi. Musica quindi a partire dalle 22:30 in piazza San Marco con il Principe Maurice e Mauro Marino, mentre in piazza Ferretto il comando delle operazioni sarà affidato a Sergio Labruna. Ma il Capodanno sarà solo uno dei tanti eventi proposti da Venezia in questo periodo ai turisti e ai suoi residenti. In calendario infatti non solo il prestigioso concerto di Capodanno della Fenice, che quest'anno si terrà oltre che in diretta televisiva il 1° gennaio alle ore 11:15, anche giovedì 30 dicembre alle ore 20 e venerdì 31 alle 16, ma pure molti altri appuntamenti. L'altro input consegnato a Venezia Marketing Eventi, in una condivisione anche con l'APT, valorizzazione degli eventi culturali veneziani sia al centro storico che di terraferma nel periodo non solo legato allo stretto giorno del Capodanno, ma per il complesso intero delle vacanze natalizie. Le risorse che sono in campo sono numerosissime, gli eventi sono molti e credo che noi possiamo fare un pacchetto di offerte importanti per gli ospiti e per i cittadini della nostra città. Abbiamo, d'accordo e col sostegno dell'azienda di promozione turistica e della Camera di Commercio, realizzato per la prima volta uno strumento di comunicazione che riguarda sia la terraferma sia la città storica, con una mappa bifacciale delle due realtà, appunto, con tutto un calendario di eventi che si svolgono rispettivamente nella terraferma e dall'altro lato a Venezia e nella Isola della Laguna in questo periodo, e questo è già in distribuzione presso gli uffici della PT, presso naturalmente associazioni di categoria, strutture ricettive e quant'altro, e crediamo che sia un utile strumento naturalmente per i nostri ospiti ma anche per i cittadini residenti.